Amici sportivi, ben ritrovati. Quinta giornata del campionato di C1 di calcio a 5 qui dal Pala Gozzano. Calcio Padova TV presente per trasmettervi l'intero incontro. Sono di fronte il Calcio Padova e il United Rossano, una squadra molto temibile anche perché occupa la quarta posizione in classifica con 7 punti, ma se pensiamo che la capolista è il Megel di Piove di Sacco con 10 punti, la formazione di Rossano vuole assolutamente vincere questa sera per tentare di raggiungere la capolista. Il Padova invece dal canto suo ha bisogno di raggranellare punti il più possibile, anche perché viene da una rocambolesca sconfitta di venerdì scorso sul campo proprio della capolista, quando ha perso per 4-2 nelle ultime fasi di gioco. Quindi un Padova che deve assolutamente riprendersi da questa situazione un po' magra, perché Padova con 4 punti in classifica è al 9° posto e rischia di essere invischiato addirittura nella zona retrocessione. E quindi c'è molta attesa anche questa sera per questo match importantissimo, con il quintetto base del Padova: Ballarina tra i pali e poi Carraro, Rodriguez, Crepaldi e Maddalosso schierati in partenza. Dall'altra parte dicevamo lo United Rossano, una formazione molto temibile, abbastanza conosciuta anche nel calcio a 5. Tutto pronto quindi per dare inizio al match. Gli arbitri Zanardo e Bariviera di Conegliano Veneto pronti per il fischio d'inizio. Partiti, è iniziata Padova-Rossano, un match importantissimo. Subito i vicentini in casacca giallo-blu. Al mio fianco Stefano Volpe, sempre di Calcio Padova TV e del Mattino di Padova. Questa sera sarai te a fare il commento tecnico di questo match. Ci siamo sempre divertiti a vedere il calcio a 5, speriamo di divertirci anche questa sera, ma soprattutto speriamo che il Padova torni alla vittoria. Sì, grazie intanto Enea, ci siamo sempre divertiti, però oggi non so, a sensazione secondo me è una partita chiave, una partita che può dare la giusta dimensione al Padova contro una squadra, come dicevi bene tu, di medio-alta classifica. Il Padova che arriva da una sconfitta bruciante, maturata negli ultimi minuti, ma che adesso insomma vuole tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico, che è sempre numeroso. Vediamo, sono molto curioso. Tanto importante è questo match che non ha voluto mancare nemmeno il direttore sportivo del Calcio Padova, Fabrizio De Poli, accompagnato dall'allenatore in seconda della prima squadra, Lavezzini. Sono presenti qui sugli spalti, ha voluto seguire da vicino le sorti anche della squadra del calcio a 5. Intanto subito protesa in attacco la formazione del Rossano, piuttosto agguerrita, un pressing costante piuttosto alto. Il Padova che in queste prime fasi di gioco è costretto nelle retrovie e soprattutto a resistere agli attacchi della formazione vicentina. Ancora il Rossano con questo tentativo di Fraccaro non riuscito, controlla bene Crepaldi che lascia scorrere il pallone sul fondo. È lo stesso Crepaldi adesso che imposta l'azione su Rodriguez e poi Carraro. Buono lo scambio, Carraro potrebbe andare al tiro, buonissima la conclusione e c'è subito il salvataggio di Simioni in tuffo che devia questo tiro di Carraro, subito protagonista e molto pericolosa. Ottima l'azione, lo scambio con Crepaldi. Calcio d'angolo, ancora Carraro, questa volta però colpisce male dal basso verso l'alto, pallone va abbondantemente sopra la traversa e allora può ripartire il Rossano United con Bau, poi l'appoggio in direzione di Minchio, l'under schierato in partenza, poi sbaglia Bau il servizio, ne può approfittare il Padova con questa rimessa in gioco con Rodriguez. Ancora Crepaldi adesso dalle retrovie che prova a impostare la manovra, tenta l'1-2 Crepaldi Rodriguez, poi l'allenatore e il giocatore biancoscudato costretto a dare l'indietro al portiere Ballarin. Molto agonismo in campo, ancora Rodriguez, ottimo il lancio a cercare Carraro che non riesce però ad agganciare, ma buon Padova almeno in questo avvio, soprattutto per l'occasione di Carraro di poco fa. L'occasione di Carraro è stata una delle più belle azioni che abbia visto fino a questo momento, questa stagione nel campionato di Serie C1. Molto bello il triangolo, movimenti giusti, peccato che la palla sia uscita, ma buon inizio del Padova.
diciamo anche che grande protagonista è stato proprio il portiere del Rossano, Simeoni, che è riuscito a deviare. Intanto Madalosso adesso viene pressato, attenzione, vedete come pressano molto alto i giocatori dello United, poi Crepaldi con saggezza rallenta la manovra, poi si fa vedere Madalosso, ancora Crepaldi ha l'opportunità di andare al tiro e ancora Simeoni si distingue ed è via in calcio d'angolo, ma Padova pericoloso in 2 occasioni, prima con Carraro e adesso con Crepaldi. Dal calcio d'angolo Rodriguez, ancora Rodriguez dopo il passaggio di ritorno di Carraro, poi Madalosso, Rodriguez, il Padova è deciso a sorprendere gli avversari, buona azione intanto di Madalosso che riesce a disimpegnarsi, poi non riesce ad appoggiare su Carraro, pallone che termina oltre la linea del fallo laterale per la rimessa del Rossano, pallone da questa parte in direzione di Campagnaro e poi Bau, ancora fraseggio nella zona di centrocampo per il Rossano che però non trova la combinazione giusta, Fraccaro spedisce in avanti dove non c'è nessuno, pallone che termina in fallo laterale dopo una buona partenza del United. Adesso si è fatto vedere il Padova in 2 occasioni e soprattutto il Padova sembra prendere coraggio dopo aver subito nelle azioni iniziali. Poi eccolo qua, il gran tiro di Rodriguez con pallone che dà quasi l'illusione del gol, rimbalza sul muro dietro la porta e poi nel retro della rete. Ancora buono il pressing adesso di Carraro, poi l'intervento di Crepaldi sul portiere, c'è un fallo fischiato dall'arbitro per questo tentativo di Madalosso di anticipare Minchio, poi lo stesso Minchio che si incarica della battuta, all'indietro per Bau, da questi a Campagnaro, ancora Bau, tenta lo scambio da parte opposta dove si allunga Fraccaro per battere di prima, svirgola un po' il pallone e quindi può ripartire Crepaldi, il servizio su Carraro, buon match fin qui. Carraro ancora per Rodriguez, fa girare la sfera il Padova, poi il tentativo di Carraro e poi un buon pallone per Madalosso che quasi stava per approfittarne per involarsi verso la porta avversaria, controllo non perfetto e ha potuto liberare quindi la difesa del United Rossano. Intanto Rodriguez, lo scambio ancora con Carraro, il pallone poi al centro dove non lo raggiunge Madalosso, intervengono gli arbitri che hanno visto un fallo proprio di Madalosso e quindi può ripartire lo United. Attenzione intanto a questa azione di Minchio che viene steso, rimane anche contuso a terra il giocatore, il giovane under dello United. Botta proprio dovuta alla caduta sul parquet, devono entrare anche i sanitari per prestare soccorso al giovane giocatore dello United Rossano. Ne approfittiamo quindi per darvi lettura della classifica che vede il Megel di Piove di Sacco al comando con 10 punti, poi lo Sporting Castello con 9 insieme a Miti Vicinalis e quindi l'Atletico Bassano che abbiamo già visto qui a Padova, soprattutto abbiamo visto vincere contro il Padova qui al Palagozzano, a 8 punti in classifica, e poi lo United Rossano, proprio l'avversario di questa sera, con 7 punti. Seguono poi Sporting Altamarca e Gifema Campo San Piero con 6, quindi il Cornedo con il Padova sono a quota 4, Petrarca Scaligera 3 punti e Vigore Alfa Fanalino di coda con 0 punti, quindi una partenza di campionato piuttosto a rilento da parte della formazione del Vigonza. C'è questo calcio di punizione a favore del Rossano, si appresta a batterlo Fraccaro. Attenzione alla battuta di Fraccaro, è uno schema questo ed è bravissimo ancora una volta Ballarino a chiudere lo specchio della porta, a costringere poi l'attaccante De Poli del Rossano a spedire fuori.
Scampato pericolo, può ripartire il Padova con Crepaldi, tenta un'incursione, viene chiuso da Tieppo, poi Crepaldi insiste nella sua azione e sul rimpallo con il portiere Simioni. Ancora Tieppo, poi Bau, Fraccaro, quindi Tieppo, ancora Fraccaro, velocissimo Fraccaro, l'appoggio poi su De Poli che cambia gioco da parte opposta, poi c'è il gran tiro da lunga distanza di Tieppo, nulla di fatto, pallone che finisce ampiamente sul fondo. Rodriguez, Crepaldi, pallone viene fatto girare ancora una volta come è nelle usanze, come è negli schemi della formazione biancoscudata. Madalosso, si fa vedere Carraro in avanti, Madalosso viene pressato da Bau, guadagna solo una rimessa laterale. Siamo sempre sullo 0-0, però partita piuttosto vivace, soprattutto molto combattuta sul piano agonistico. Ora si tratterà di vedere se le due squadre sapranno tenere questo ritmo che sembra infernale sì dalle prime battute. Rodriguez viene attaccato anche lui, poi non si intende con Madalosso, tenta la giocata di fino Rodriguez, forse non era il caso. C'è una rimessa quindi per il Rossano, quindi Fraccaro, Bau viene attaccato da Carraro, ancora Fraccaro, Bau, attenzione perché i giocatori vicentini provano il tiro dalla lunga distanza, ancora una volta Fraccaro. È una squadra da prendere con le molle decisamente. Sì, anche se in questo momento molto meglio il Padova, loro hanno dimostrato di saper pungere anche se stanno soffrendo con la velocità del Padova quando decide di accelerare. La partenza del Padova è stata molto positiva ma anche molto dispendiosa, spero che riescano a mantenere questo ritmo per tutta la partita e che non calino nella ripresa. Certamente, queste sarebbero cose anche da chiedere alla Vezzini che è presente qui in tribuna, non molto lontano dalla nostra postazione, ma ci diceva poco prima della partita. Attenzione, intanto un'occasionissima con Crepaldi che tentava di mettere in movimento Carraro, esce nel frattempo Madalosso ed entra Vettore, ancora il Rossano che adesso prova a venire in avanti con Fraccaro, uno dei giocatori più pericolosi della squadra vicentina, poi Bau, ancora Tieppo, Fraccaro che proprio alla taglia del giocatore da calcio a 5, con baricentro basso, molto agile sulle gambe, velocissimo. Intanto Bau, ancora Fraccaro, Tieppo, si muove bene il Rossano in questo frangente, poi l'appoggio su Bau che però sbaglia lo stop e allora Rodriguez tenta di imbastire per Vettore. Crepaldi, dicevamo della presenza di Lavezzini e De Poli, significativa questa presenza perché dimostra che la società Calcio Padova è vicina anche alle sorti proprio del calcio a 5, giusto? L'affiliazione tra il calcio a 5 e il calcio Padova è stata fortemente voluta da Giorgio Molone e da Fabrizio De Poli, proprio in un'ottica di sviluppo soprattutto del settore giovanile, proprio per questo interscambio di discipline tra il calcio a 11 e il calcio a 5 a livello di settore giovanile, per cui da questo punto di vista è molto interessante anche questo progetto. Attenzione, e poi però è anche, secondo me, anche abbastanza ad effetto il fatto che il calcio Padova possa vantare anche una formazione di calcio a 5 come una di calcio femminile, insomma costruire una sorta di sinergia tra le anime calcistiche a 360 gradi della città. E intanto giustamente dal coordinamento mi fanno presente che il Padova è già a 4 falli in corso in questo primo tempo. Ricordiamo che dopo il quinto fallo la squadra avversaria ha diritto a un calcio libero, quindi attenzione perché il Padova è messo piuttosto male nella situazione falli commessi in questo primo tempo, mentre addirittura gli ospiti sono a quota 0, quindi questo non è da sottovalutare questa situazione. E intanto il Rossano che farà di tutto per farsi commettere il quinto fallo, ricordiamo che al quinto fallo si ha diritto in qualsiasi posizione del campo
sia commesso il fallo, sia diritto a un calcio libero. Intanto Vettore, attenzione perché in zona d'attacco Vettore piuttosto abile. Rodriguez, lo scambio con Carraro, ancora Vettore, buona la sua azione, il dribbling, ottima l'azione, gol! Il gol è di Crepaldi, ma l'azione è stata spettacolare di Vettore, lo scambio con Rodriguez e poi ancora Vettore che davanti al portiere ha servito il compagno Crepaldi proprio sulla linea di porta, e per Crepaldi non è rimasto solo che metterla in rete. Padova in vantaggio e qui è davvero importante questo gol perché permette ai biancoscudati di impostare la partita come meglio volevano. Un gol che ci voleva proprio, avevamo appena detto che Vettore sotto porta è piuttosto abile, azione da manuale. Bellissima, un'azione bellissima anche perché ci ha fatto palpitare, sembrava che nessuno volesse tirare, già poteva tirare Vettore all'inizio, poi Rodriguez e infine Crepaldi, ma è stata un'azione perfetta, molto molto bella. Complimenti al Padova che ha iniziato alla grande. E su tutti direi complimenti a Vettore per l'azione personale, il doppio dribbling e poi lo scambio con Rodriguez con il tocco finale a centro porta dove Crepaldi da pochi passi non ha fatto altro che mettere dentro. Intanto c'è un fallo fischiato dall'arbitro su Veronese. Gli arbitri ricordiamo che sono Zanardo e Bariviera di Conegliano Veneto. Ancora Vettore in buona posizione, tenta il tiro, viene deviato, contrastato proprio all'ultimo momento da Rosato. Guadagna un calcio d'angolo il Padova e adesso sull'1-0 il Padova veramente ha impostato la partita come meglio non si poteva. Calcio d'angolo ancora per i biancoscudati, il solito Rodriguez sul pallone, poi Giorgi capitano che è entrato nel frattempo e poi il gol di Giorgi, 2-0 per il Padova, davvero travolgente il Padova in questa fase, ancora una volta bravissimo poi Veronese in questa azione, ma l'ultimo tocco è stato di Giorgi che ben appostato ha messo dentro. Padova 2-0, incredibile, non ce lo saremmo mai aspettato, Stefano. No, non ce lo saremmo aspettato, è stata molto brava il Padova a fare quello che, permettimi il paragone, sta facendo la Roma in Serie A, ovvero una volta sbloccato il risultato andare ad aggredire subito l'avversario per trovare il 2-0 e mettere, diciamo, quasi in discesa la gara. Poi sono due sport diversi, il calcio a 5 e il calcio a 11. Qua però, se nella prima azione è stato quasi tutto merito del Padova, qua un attimo demerito al Rossano che si è fatto trovare poco reattivo secondo me sulla prima conclusione, anche in difesa un pochino molle. Infatti l'allenatore ha subito chiamato time out perché qua c'è qualche colpa della difesa vicentina, ma diamo merito al Padova che sono passati 16 minuti di gioco, ha praticamente dominato la partita, un 2-0 meritato, fino a qui il miglior primo tempo visto al Palagozzano. Su questo non c'è dubbio e come giustamente sottolineavi te è stato costretto l'allenatore del Rossano Walter Dal Santo a chiamare questo time out per rimettere un po' a posto le cose, perché adesso il Padova è in vantaggio per 2-0. Si tratta di amministrare, anche se sappiamo benissimo che nel calcio a 5 è piuttosto difficile amministrare anche un vantaggio doppio come in questo caso, perché le occasioni si susseguono ed è un attimo riaprire la partita. Quindi il Padova deve restare sul pezzo, prestare la massima concentrazione perché ha una ghiotta opportunità, essendo in vantaggio per 2-0. In caso di vittoria, lo ricordiamo, il Padova andrebbe a raggiungere proprio il Rossano in classifica a 7 punti e quindi già darebbe una svolta al proprio campionato, come dicevi te Stefano poco fa. Partita che potrebbe veramente segnare il campionato del Padova. Non illudiamoci, restiamo sul pezzo e soprattutto concentrati perché la partita non è finita, anzi è appena cominciata e vedete infatti che subito c'è un'occasione per il Rossano con questo tiro di Tieppo, pallone che termina fuori. Riparte Giorgi, Vettore, attenzione, perde palla Vettore, Fraccaro viene in avanti, poi non si intende con Sellaro che è entrato nel frattempo al posto di Tieppo.
e quindi sfuma questo contropiede della formazione del Rossano United. Adesso Rodriguez che deve un po' saper amministrare il match, rallentare anche in qualche caso la manovra. Vedete che salgono i giocatori dello United nel tentativo di rubare palla, ci riescono, guadagnano una rimessa laterale costringendo all'errore Rodriguez, ed è sempre Fraccaro fra i più attivi della sua squadra ad impostare l'azione. Il tocco poi su De Poli, ancora De Poli, supera la linea di metà campo, all'indietro ancora per Fraccaro, quindi Sellaro, poi Rosato, Fraccaro, ancora Rosato, viene attaccato da Rodriguez, ottima l'azione di Rodriguez che riesce a rubare palla con un gioco di prestigio, e poi addirittura Giorgi si fa commettere fallo, è il secondo fallo commesso dallo United. Adesso il conteggio dei falli è 4-2, 4 del Padova e 2 del Rossano. Dicevamo poco fa, il conteggio dei falli è molto importante ai fini del risultato, perché al quinto fallo si ha diritto al calcio libero. Intanto vediamo il Rossano che è rimasto un po' stordito da questo doppio vantaggio della formazione biancoscudata. Fraccaro ancora viene attaccato da Veronese, poi Rodriguez ci mette un piede e poi un tiro svirgolato non riuscito, nulla di fatto, scampato ancora una volta, pericolo per il Padova. Poi Rodriguez tenta di sorprendere Sellaro con questo passaggio filtrante, lo stesso Sellaro che devia in fallo laterale. Poi Veronese, quindi Giorgi, ancora Veronese per il Padova, Giorgi per Rodriguez, ancora Giorgi, autore del secondo gol. Poi lo scambio Veronese che cercava di servire di prima Rodriguez, esce intanto Vettore, esce anche Rodriguez, al suo posto entra Carraro. Veronese per Giorgi, eccolo qua Carraro appena rientrato in campo in possesso di palla, ancora per Giorgi, buona la manovra del Padova, all'indietro per Carraro, attenzione a questo pressing adesso, a non perdere palla lì perché sarebbe veramente pericoloso. Giorgi che tentava di servire Madalosso, attenzione, poi ci mette la pezza Carraro, per fortuna, perché era tutto solo Sellaro davanti alla porta. Fraccaro, attenzione che proverà il tiro, così è infatti il pallone che però termina alto, c'è anche qualche protesta in campo, pallone che viene recuperato per la rimessa in gioco di Ballarin, e quindi Giorgi, Padova che vince 2-0 grazie alle reti messe a segno da Crepaldi e da Giorgi. Finisce così, ci metteremo la firma. Tanto Crepaldi che è entrato di nuovo anche lui in campo, il servizio a cercare Preatoni, altro giovane lanciato da Rodriguez in prima squadra, giovanissimo poi Preatoni fra l'altro. Ancora poi l'attacco di Bau, c'è l'intervento di Crepaldi e l'arbitro che interviene a decretare il calcio di punizione e ad ammorire anche Crepaldi per questo intervento piuttosto pericoloso a gamba tesa, ha fatto volare l'avversario Bau, il numero 6 dello United Rossano. United che sembra però ancora un po' scosso e soprattutto sorpreso dal doppio vantaggio del Padova. Questo è il quinto fallo, quindi dal prossimo fallo, attenzione perché dal prossimo fallo il Rossano avrà diritto al tiro libero e questo potrebbe veramente cambiare le sorti del match. Poi nella ripresa si ripartirà da zero chiaramente. Attenzione intanto a Sellaro che prova la conclusione, c'è la deviazione di Carraro, poi Ballarin, l'arbitro, il primo arbitro Zanardo si accorge di un fallo commesso su Carraro. Ballarin intanto il pallone era in movimento, quindi l'arbitro fa ripetere
se ne incarica Carraro, l'appoggio su Giorgi. Adesso non bisogna più commettere falli in questa prima frazione di gioco. Carraro tenta di scodellare in avanti in direzione di Preatoni, servizio che non riesce, allora c'è una rimessa laterale per il Rossano. Fraccaro ancora, sempre lui il più attivo e vivace della formazione giallo-blu. Ancora Bau all'indietro, quindi Sellaro, ancora Sellaro che prova un'incursione, poi c'è la deviazione di Carraro, ma il buon intervento di Ballarin Padova che potrebbe andare in contropiede, ma hanno già recuperato i difensori dello United. E allora Crepaldi pensa bene di rallentare la manovra, di far scorrere qualche secondo prezioso. Giorgi viene attaccato, forse c'è un fallo, sì, l'arbitro, il secondo arbitro Bariviera interviene. Poi è stato segnato un quinto fallo al Rossano, in realtà sono 4, infatti viene subito corretto sul tabellone. Tanto Carraro, e adesso siamo 5-4, eccolo qua il quinto fallo commesso anche dal Rossano, e adesso siamo 5-5, quindi questa è veramente un'ottima situazione, perché anche il Padova dal prossimo fallo avrà diritto. Intanto all'occasionissima Crepaldi, ancora Crepaldi, e c'è un fallo di mano, e qui veramente non sappiamo neanche come descriverla questa azione piuttosto confusa, ma alla fine c'è stato un giocatore del Rossano che ha colpito il pallone con una mano sulla conclusione di Crepaldi, e quindi sicuramente sarà fischiato il calcio di rigore. Hanno un po' reclamato i difensori del Rossano, ma il fallo in mano era piuttosto visibile. E intanto vediamo chi sarà l'incaricato, lo stesso Crepaldi. Attendiamo l'esito di questo calcio di rigore, Stefano, poi faremo un commento su quanto è successo. Intanto tutto pronto per il calcio di rigore di Crepaldi, che potrebbe dare il terzo gol al Padova. Fischio dell'arbitro, parte Crepaldi, gol di Crepaldi, 3-0 per il Padova. Adesso io non vorrei sbilanciarmi, Stefano, ma qui veramente c'è una ghiotta opportunità per il Padova, perché sul 3-0 siamo verso la fine del primo tempo, si tratta di gestire. Sì, però attenzione che non deve fare l'errore di gestire troppo, perché il Rossano era partito anche molto bene dopo il time out seguente al 2-0. Certo, un ottimo Padova che deve cercare, se può, di aumentare ancora il vantaggio nella ripresa, anche perché il Rossano si scoprirà. Vedremo se metteranno il portiere di movimento già nei primi minuti della ripresa. Il rigore comunque netto, era proprio una parata, si è disteso, insomma rigore netto, bravi gli arbitri. Sì, il portiere Simeoni ha anche tentato di ingannare l'arbitro dicendo l'ho presa io con le mani, in realtà non era così. Tanto Preatoni, Padova deve adesso controllare il match, almeno andare al riposo con questo risultato sarebbe. E adesso c'è un fallo, che è il sesto fallo commesso dal Rossano, c'è un tiro libero quindi per il Padova, time out chiamato proprio dalla panchina bianco-scudata per rimettere un po' in ordine le idee, ma alla ripresa del gioco il Padova avrà a disposizione un tiro libero, e il tiro libero potrebbe fruttare addirittura il quarto gol. Sarebbe veramente un colpo di scena, perché Padova, che sta vincendo per 3-0, già non ci aspettavamo questo risultato, dovesse trasformare anche il tiro libero, direi che il Padova potrebbe anche avere la partita in pugno. 4-0 insomma sarebbe veramente una pietra sul successo. Chi se lo aspettava? Hai detto bene, però un ottimo Padova che fa ben sperare per questa partita, per il futuro, aggressivo, veloce, pericoloso, ha rischiato anche non troppo dietro. Il Rossano sul 2-0 si è mangiato un po' di opportunità, non sempre gli attaccanti vicentini hanno effettuato delle scelte felici anche nei 2 contro 1, per cui fin qui sta andando veramente tutto bene al Padova.
e adesso c'è il tiro libero, mi sembra sia proprio Rodriguez l'incaricato della battuta. È praticamente un rigore un po' più arretrato, però è sempre una ghiotta opportunità per il Padova. Parte Rodriguez, pallone fuori, peccato, sfuma la possibilità di andare sul 4-0, ma comunque un ottimo Padova in questo primo tempo, non ha quasi mai corso pericoli, diciamocelo, mentre ha creato occasioni in serie. Attenzione adesso però allo United che non si dà per vinto, Stangerlin che prova con accanimento ad andare alla conclusione, pallone ribattuto, rimessa laterale ancora per lo United, poi Bau, la deviazione questa volta è di Rodriguez, sarà ancora rimessa laterale, non calcio d'angolo. Così infatti vediamo il secondo arbitro Bariviera che segnala a Bau da dove deve essere ripreso il gioco, e poi ancora un tiro di Sellaro, nessun problema per Ballarin. Ci stiamo avviando alla conclusione di questo primo tempo, risultato 3-0 per il Padova, a sorpresa anche perché a vedere la classifica non ce lo saremmo mai aspettati. Intanto vedete giustamente il Padova che fa girare palla per far trascorrere secondi importanti, il servizio poi di Rodriguez per Preatoni che ingaggia un duello con Campagnaro, alla fine è lo stesso Preatoni a mettere fuori. Padova dicevamo che vince per 3-0 con Crepaldi, Giorgi e ancora Crepaldi su calcio di rigore, e quindi Bau, Rossano ancora con Campagnaro, quindi Sellaro, servizio in avanti, riconquista palla il Padova, Preatoni cerca di mettere in movimento Carraro, poi alla fine è costretto a dare l'indietro, Rodriguez mette un po' d'ordine, applausi anche dalle tribune. Carraro, buono, Crepaldi poteva andare alla conclusione subito, peccato, ci ha pensato su un po' troppo Crepaldi, poteva a nostro avviso quasi calciare di prima intenzione. Sì, qua non si è capito cosa avesse voluto fare, forse il Padova sta giocando talmente bene che lui si aspettava l'inserimento di un compagno che potesse calciare a porta vuota, invece lì doveva tirare lui, era davanti al portiere, si girava e tirava, insomma come andava, peccato. Rodriguez intanto, poi intercettato il suo pallone, riparte ancora Sellaro e Ballarin ancora una volta si distingue, il portierone bianco scudato, bravissimo Ballarin a ribattere questo tiro di Sellaro. Bau, viene avanti ancora lo United Rossano, attenzione perché ancora Sellaro fra i più agguerriti butta via il pallone. Preatoni in questo caso ci voleva, pensate che avevamo segnalato la situazione dei falli poco fa con il Padova a quota 4 e il Rossano a quota 0, adesso siamo addirittura 7 per il Rossano e 5 per il Padova, quindi qualcosa è cambiato anche nel match. Qua l'ha cercato il fallo Campagnaro, infatti si è un po' arrabbiato il giocatore biancoscurato, hanno visto che fosse, si è un po' arrabbiato, l'arbitro non ha fischiato, Campagnaro ha cercato proprio il fallo che avrebbe dato il tiro libero. Intanto ancora Rossano in avanti, l'appoggio all'indietro per Bau che prova da lontano, c'è la deviazione ma è proprio di Sellaro e quindi la rimessa aspetta il Padova, certo, un po' di decisione da parte dei due arbitri che si sono guardati, poi alla fine si è capito che il tocco era stato del giocatore vicentino. Sellaro con il numero 7, Rodriguez viene attaccato proprio nell'area di porta, poi Preatoni è bravo a mantenere il pallone in campo e a guadagnarsi una rimessa laterale. 3-0 per il Padova, ancora Carraro, Crepaldi autore di una doppietta, tenta un servizio in direzione di Rodriguez, attenzione a contropiede, poi il tiro che viene smorzato e poi Ballarin che si getta
tra i piedi di un avversario, fa sua la sfera e arriva il fischio finale del primo tempo. Padova 3, United Rossano 0. Un primo tempo così direi che è perfetto e chissà che il Padova sappia mantenere questo vantaggio sino alla fine. Sarebbe un successo davvero non solo prestigioso ma anche importante ai fini della classifica. Ci risentiamo fra pochissimo per il secondo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo, inizio proprio in questo istante. Padova in vantaggio 3-0 dopo il primo tempo, sorprendentemente ma meritatamente, come abbiamo sottolineato nel corso della prima mezz'ora di gioco. Intanto adesso ci dobbiamo attendere una reazione da parte dello United Rossano, che è stato davvero sorpreso nella prima parte di gara dalla veemenza del Padova, che ha messo in pratica anche degli schemi piuttosto interessanti, realizzando 3 gol di pregevole fattura, 2 con Crepaldi, 1 con Giorgi. Proprio Giorgi adesso che in questa azione di contropiede a momenti si veniva a trovare tutto solo davanti al portiere avversario. E intanto Bau per il Rossano prova ad impostare, ancora lui, l'appoggio, poi la palla finisce tra i piedi di Minchio, quindi Fraccaro, e poi bravissimo Ballarin ad interrompere questo attacco della formazione vicentina. Rodriguez, vedete adesso il Rossano che prova con un pressing alto a stringere i tempi, perché ha bisogno assolutamente di realizzare almeno un gol nella prima fase di questo secondo tempo. Padova quindi che deve anche aspettarsi un po' questa reazione dello United. Intanto c'è una rimessa laterale che spetterà al Padova, così dice il secondo arbitro Bariviera. Ricordiamo invece che il primo arbitro è Zanardo, entrambi di Conegliano Veneto. Madalosso pressato anche lui, è costretto a disfarsi della sfera, a gettarla in avanti, regolandola quindi agli avversari che adesso si apprestano a una rimessa. Ancora Fraccaro, lo scambio, poi può ripartire però il Padova con Crepaldi, ma hanno già chiuso i difensori del Rossano con Bau. Giorgi che si è ben distinto anche nel corso del primo tempo, realizzando anche un gol fra l'altro. Allora ci aspettiamo la reazione dello United adesso. Beh, assolutamente, perché se no la partita è finita. Però lo United fa tanti errori, sembra quasi poco convinto. Nel primo tempo è sembrato poco convinto, probabilmente nemmeno loro si aspettavano un Padova così aggressivo e determinato. Vediamo adesso anche se il Padova quanto terrà i ritmi alti. Sembra già un po' più tranquillo in questo inizio di ripresa. E saranno contenti anche Fabrizio De Poli, il direttore sportivo del Calcio Padova, e Lavezzini, allenatore in seconda, il vice Parlato, che sono presenti qui in tribuna al Palagozzano. E ci diceva Lavezzini poco prima dell'inizio che è la prima partita di calcio 5 che lui vedeva, e quindi più di tanto non se ne intendeva, però vediamo che per il momento sta apprezzando, soprattutto perché il Padova sta vincendo per 3-0 dopo un primo tempo davvero entusiasmante. Adesso si tratta di rallentare i ritmi, anche il Padova deve giocare anche un po' di furbizia. Crepaldi, Rodriguez all'indietro per Ballarin che prova ad impostare, poi c'è la deviazione da parte di Minchio, una rimessa quindi a favore dei biancoscudati. Il gioco è fermo perché Rodriguez deve allacciarsi una scarpa. Tutto a posto, si può riprendere Crepaldi, il tocco per Madalosso, guizzante Madalosso, ancora Madalosso, mantiene il possesso di palla, si gira su se stesso, poi non trova Rodriguez e Minchio, poi tocca male mettendo la palla in fallo laterale per la rimessa di Giorgi. Ancora Giorgi per Ballarin che controlla bene anche con i piedi il portierone bianco scudato, che si è reso protagonista anche nella prima parte di questo incontro di un paio di interventi risolutori. Crepaldi
Rodriguez, Madalosso, ancora Rodriguez, ancora Madalosso, ottimo lo scambio, parte Madalosso, no, avevamo gridato al gol e invece il pallone incredibilmente è uscito sul fondo sfiorando il palo, anche per la deviazione forse del portiere Simioni. Sembrava il 4-0 ormai fatto. Ottima questa azione e poi Crepaldi che viene proprio tamponato all'ultimo momento. Attenzione, poi ha un grandissimo gol. Questo è un grandissimo gol da parte di Minchio che potrebbe riaprire la partita. Minchio quindi realizza per lo United e adesso il risultato è di 3-1 a favore del Padova, ma attenzione perché ci aspettavamo sì la reazione della formazione vicentina ed è arrivata con questo spettacolare gol di Minchio con un fendente all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Ballarin. Padova ancora la rimessa in gioco con Rodriguez che dà addirittura all'indietro per Ballarin che prova poi a mettere in avanti. Attenzione perché stanno veramente correndo come dei matti i giocatori del Rossano. Attenzione ancora il tiro da parte di Campagnaro, pallone colpito malissimo, scampato pericolo, ma davvero adesso si sta notando la reazione dello United Rossano. Rientra in campo intanto Rosato. Crepaldi, pallone che però è uscito, interviene l'arbitro Bariviera che era lì bene appostato. Siamo sul 3-1, ricordiamo. Adesso bisogna veramente prestare attenzione perché Rossano ha tutte le intenzioni di riaprire il match. Crepaldi viene attaccato da Fraccaro, ancora Crepaldi e poi l'ultimo tocco è il suo. Gli arbitri non se ne accorgono, tanto meglio, poi si cambia idea Bariviera assegnando il corner al Rossano, quanto aveva detto di no inizialmente, poi invece si è ripensato. Attenzione a Fraccaro, Fraccaro, poi il pallone che esce e questa volta la rimessa è del Padova. Rodriguez ancora una volta viene attaccato, di tacco serve Ballarin che dà in avanti dove c'è Vettore, interviene molto bene Giorgi. Vettore ancora, viene fermato da Bau, attenzione a non prendere gol adesso perché c'è anche un fallo commesso da Vettore ed è il secondo fallo di questo secondo tempo. Ricordiamo sempre il conteggio dei falli è molto importante perché dà diritto, dopo il quinto fallo si ha diritto a un tiro libero. Fraccaro sul pallone, lascia invece l'incarico a Campagnaro. Si deve asciugare il parquet, tutto pronto quindi per la battuta. Attenzione a Campagnaro, c'è anche Bau proprio sulla linea di porta a disturbare la visuale di Ballarin. Parte Campagnaro, poi invece serve a largo Rosato. Fraccaro la rimessa e gli arbitri invertono la battuta, tanto meglio per noi. Intanto Giorgi, il servizio per Vettore, all'indietro per Rodriguez, ancora Rodriguez, Giorgi ben in buona posizione, non controlla alla perfezione il pallone che gli scivola via. Bau, riparte allora lo United. Attenzione perché questi forse sono momenti cruciali di questo match, perché un secondo gol del Rossano aprirebbe davvero il match per poi affrontare un finale di partita rovente. Che ne dici Stefano? Attenzione a non subire gol a questo punto. Sì, attenzione assolutamente a non subire gol. Avevamo visto il Rossano sicuramente un po' più determinato rispetto al primo tempo e attenzione adesso. Attenzione, infatti è occasionissima adesso per il Rossano e c'è il 3-2, lo stavamo giusto dicendo, ma non è possibile aprire le partite in questo modo. Una partita che praticamente
una partita che praticamente era chiusa, è già riaperta adesso con il secondo gol del Rossano, autore 5-3 perché l'ha toccato sulla linea il 3. Sì, perché qui è anche difficile stabilire chi l'ha realizzato, ci sembra appunto Fraccaro. Allora Fraccaro, che proprio sulla linea ha scaraventato in rete. Però adesso il Padova sta rischiando davvero grosso, eravamo tutti entusiasti dopo il primo tempo. Rodriguez, Crepaldi e poi ancora Rodriguez che viene anticipato, attenzione poi al fallo commesso da Vettore ed è anche ammonito Vettore, Mattia Vettore. Attenzione perché questo dovrebbe essere il terzo fallo di questo secondo tempo, infatti ancora a quota 0 invece il Rossano. Sarebbe davvero un peccato buttare all'aria una partita che praticamente era già vinta, e come sempre il Padova che ci fa trepidare. Fraccaro, ma davvero ingranato la quarta formazione vicentina, che adesso vedete fa muovere il pallone piuttosto velocemente. Viene avanti Bau, da questi a Campagnaro, ancora Fraccaro, Bau ancora Fraccaro, il Bau viene attaccato da Crepaldi, buona l'azione di Crepaldi, si potrebbe andare in contropiede con Vettore che proprio all'ultimo momento viene fermato in scivolata da Campagnaro. Lo sappiamo quanto regolare sia anche questo intervento, anche perché si protesta dalla panchina del Padova per questo intervento in scivolata di Campagnaro. E poi Carraro, Rodriguez, Carraro ancora per il Padova, Crepaldi si leverà bene, parte il suo bolide, pallone che però che termina alto. C'era una deviazione e qui protestano tutti, gli arbitri non hanno visto niente. C'era una deviazione evidentissima, si protesta piuttosto vivacemente, ma gli arbitri non intendono cambiare idea, permettono quindi, si protesta vivacemente dalla tribuna. Fraccaro, Campagnaro, attenzione, fasi cruciali del match. Bau viene attaccato e fortunatamente questa volta sbaglia il Rossano. Va bene che sono fasi decisive del match, adesso c'è anche piuttosto un certo agonismo un po' esagerato anche per quanto riguarda le proteste. Tutto a posto, si può riprendere con Bau, Fraccaro e Campagnaro, sempre loro tre che impostano l'azione per il Rossano. Fraccaro ancora, pallone poi in avanti dove non riesce a mantenere il pallone in campo Rosato, e siamo sul 3-2. Ai 3 gol del primo tempo di Crepaldi, Giorgi e Crepaldi hanno risposto nel secondo tempo Minchio e Fraccaro per lo United Rossano, che adesso è ritornato in partita e crede nel poter riaprirla completamente. Tanto Campagnaro, Fraccaro, Rosato viene attaccato da Crepaldi, bene Rodriguez, bene Crepaldi ancora, Rodriguez, l'appoggio su Vettore e quindi Crepaldi, attenzione perché viene attaccato da Fraccaro, inesauribile, il numero 3 del Rossano, praticamente sempre in campo. Un giocatore di 1000 energie. Attenzione intanto a Crepaldi che va quasi a rischiare più del lecito in questo dribbling. La rimessa comunque per il Padova. Ballarin, Rodriguez, Vettore può partire, viene fermato da Campagnaro, la rimessa però è del Padova. Sarebbe davvero un peccato buttare via questa partita, anche perché i 3 punti di questa sera hanno enorme importanza, proprio perché il Padova in caso di
vittoria andrebbe a quota 7 e raggiungerebbe proprio gli avversari di questa sera. Rodriguez potrebbe andare al tiro, bravissimo Rodriguez, e poi viene fermato da Fraccaro, sempre lui. Attenzione a Rosato, Fraccaro traversa, e qui stiamo veramente correndo dei grossi rischi. La traversa di Fraccaro, questo Fraccaro numero 3 è veramente un'ira di Dio. Sì, purtroppo però sta accadendo quello che ci eravamo augurati all'intervallo di non vedere, ovvero sia un Padova che abbassasse i ritmi, un Padova un po' stanco. Era così, era naturale fosse così. Il United Rossano, mentre qua c'è un brutto errore, il United Rossano ne ha approfittato, però si sta vedendo molto meno movimento senza palla da parte del Padova, schemi molto meno lucidi rispetto al primo tempo, per cui ci sarà da soffrire. Ci sarà da soffrire, sì, e intanto vediamo che non si dà per vinto il Rossano dopo aver realizzato i 2 gol. Fraccaro fermato questa volta dall'esperienza di Rodriguez e poi è costretto a mettere fuori. Rimessa quindi per la formazione giallo-blu. Il solito Fraccaro inesauribile. Poi Rosato, Fraccaro prova la conclusione, viene fermato da Veronese, pallone all'indietro per il portiere Simioni, il lancio lungo poi a cercare Rosato che controlla bene, si gira, attenzione, poi Ballarin, altro miracolo del portiere biancoscudato che impedisce la segnatura a Tieppo. Possibilità adesso al Padova di riprendere, c'è stato veramente un calo fisico dei biancoscudati. Vedete Tieppo riconquista palla, poi Bau, attenzione, Bau parte il suo tiro, la respinta e poi Rodriguez via quella sfera, farla girare, Vettore viene fermato dal solito Fraccaro che è dappertutto, in attacco e in difesa c'è sempre questo numero 3 ancora in possesso di palla. Sbagliato questa volta l'appoggio in direzione di Minchio, autore del primo gol del Rossano. Veronese, lo scambio buono con Giorgi viene in avanti, potrebbe provare il tiro, Vettore fermato da Bau. Ancora Vettore per Veronese, Giorgi buono il suo dribbling, cerca lo spazio per mettere il pallone in mezzo, non ci riesce, allora dall'indietro per Carraro, è andato a riposarsi Rodriguez. Intanto attenzione adesso perché Minchio è tutto solo e prodezza ancora una volta di Ballarin, c'è un fallo forse su di lui, si prosegue e poi Fraccaro svirgola, ma Ballarin stavolta ci ha messo una pezza. Ma è stato bravissimo Ballarin nell'uscita, nel prendere il pallone e soprattutto nel non fare fallo di mano perché era fuori area. È stato molto bravo a tenere il pallone soltanto con la coscia. Grandissimo intervento di Ballarin. Ma del resto ormai l'abbiamo già soprannominato il portierone biancoscudato e anche questa sera si sta distinguendo con un paio di interventi miracolosi, questo su tutti. Intanto vediamo Madalosso che ci ha abituato ai gol, questa sera trova difficoltà a trovare spazio nella conclusione. Giorgi è costretto a retrocedere, a dare all'indietro a Ballarin, l'appoggio ancora su Veronese che controlla bene, un doppio passo, poi ancora pallone scagliato in avanti dove però c'è Bau, attenzione a Minchio, ancora Bau, fa girare su Sellaro non trova lo spazio, poi si disimpegna bene ma è bravo Madalosso a conquistarsi una rimessa laterale. Applausi che arrivano scroscianti dalle tribune come sempre qui a Palagozzano, tifo incandescente. Ancora il controllo mancato da parte di Madalosso che ha un gesto di stizza. Madalosso, dicevamo che le partite precedenti ci ha abituato ai suoi guizzi, a gol anche imprevedibili. Tanto c'è una respinta di Veronese, attenzione al tiro da parte di Sellaro, ma adesso si sta soffrendo veramente, rimane a terra intanto Veronese, colpito duro forse nel cadere, ha messo male il piede, si tocca la caviglia sinistra, nulla di preoccupante, può rialzarsi. Intanto Rodriguez ne approfitta per dare nuove disposizioni alla squadra. C'è da soffrire ragazzi,
facciamoci valere, perché questa partita era già vinta e non possiamo permettere al Rossano di recuperarla. E intanto c'è una decisione dell'arbitro Bariviera, che poi cambia idea su segnalazione del suo collega Zanardo. La rimessa aspetta al Padova, Madalosso controlla bene di petto, poi il servizio per Giorgi, pallone poi rispedito in avanti da Sellaro. Non c'è un attimo di tregua in questo match, partita davvero vibrante. Padova che sta soffrendo in questo secondo tempo, ha accusato il colpo dei 2 gol subiti. Attenzione qui a non cincischiare troppo Crepaldi, perché era quella una posizione pericolosa. Tanto lo potrete sentire anche voi, il grido Padova Padova dalle tribune. Madalosso tenta un numero, non ci riesce, viene chiuso dall'esperto Tieppo, e intanto c'è un lancio in avanti, ancora Minchio, e poi la rimessa che aspetterà il Padova. Inamovibile l'arbitro Zanardo. Attenzione Crepaldi, sta rischiando un po' troppo, poi tenta un lancio in avanti per Madalosso, ai ai ai, e qui è bravo il portiere Simeoni. Stavamo già gridando al gol per il pallonetto di Madalosso, che si era liberato bene, ma Simeoni con un guizzo è riuscito a togliere la gioia del gol a Madalosso. Attenzione, perché c'è stato un cambio volante con Rodriguez, che è entrato al posto di Veronese, ma questo cambio è stato compiuto in un momento in cui non troppo per la quale, perché ha dato modo al Bassano di trovarsi il campo completamente sguarnito, e per poco Padova veniva sorpreso. Attenzione, perché le rimesse vanno battute entro i 5 secondi, l'arbitro già si apprestava al conteggio. Bau, Tieppo, e qui sarà una battaglia fino alla fine. Minchio, Bau, Sellaro, Bau, Tieppo, ancora Bau, e quindi Sellaro ingaggia un duello con Rodriguez. Buono lo scambio poi con Crepaldi, ma via quel pallone, non ci schiamo. Rodriguez, Giorgi, ancora Rodriguez per Ballarin, e ancora Giorgi. Ottimo lo scambio, Giorgi si libera bene, porta in avanti il pallone, riesce a mantenerlo in campo. L'ultimo tocco però è il suo, dopo il contrasto con Minchio. Rientra intanto Campagnaro, altro osso duro della squadra avversaria. Bau, Campagnaro, Tieppo, quindi Minchio, quindi Campagnaro. Adesso a menare le danze è lo United Rossano, che vuole riacciuffare quantomeno il pareggio dopo essere stato sotto di 3 gol. Rodriguez, buono, si porta in avanti il pallone, il servizio è per Madalosso, che è costretto però a dare all'indietro a Crepaldi. Quindi Giorgi, ancora un tocco in direzione di Crepaldi, non troppo preciso. Cambio, quindi esce Giorgi, entra Carraro, e adesso il Padova è di nuovo con il quintetto base. Attenzione intanto a Campagnaro, attaccato da Rodriguez, e poi l'ultimo tocco è di Campagnaro, che protesta anche con l'arbitro lo richiama e anche lo va a ammonire giustamente. Plateali le proteste di Campagnaro, che ha rivolto anche forse qualche parolina di troppo all'arbitro Bariviera, che non ci ha pensato su 2 volte ad estrarre il cartellino giallo. 3-2 il risultato, partita sul filo di lana, partita veramente al cardiopalma. Intanto è costretto a sparare via Ballarin, è rientrato anche Fraccaro per lo United. C'è un fallo commesso da Carraro, si protesta anche dalle tribune.
Lo stesso Carraro si attarda nelle proteste, ma attenzione, non perdiamoci in chiacchiere, bisogna chiudere tutti gli spazi perché adesso è davvero minaccioso United. Fraccaro prova, capisce tutto Rodriguez, Ballarin manda via la sfera dalla parte opposta dove la riprende il suo collega Simioni. Fraccaro, Bau, Tieppo viene attaccato da Madalos e Crepaldi, allora Bau, Campagnaro, si muovono bene adesso i giocatori, bravo qui Crepaldi a recuperare questo pallone, si può ripartire, Crepaldi ha atteso un po' troppo, c'erano Madalos e Rodriguez bene appostati, poteva forse servire i compagni di squadra. Fraccaro ancora per Rosato, fermato questa volta da Rodriguez, bene così, teniamo duro, conteggio dei falli, 4 per il Padova, 1 soltanto per il Rossano. Simioni, portiere ospite, che serve il solito Fraccaro, questa volta sparacchia male in avanti dove non c'è nessuno, e allora anche Ballarin può tirare un sospiro di sollievo, prendere fiato. Esce Madalosso, entra Vettore, Crepaldi, buono, Vettore, il suo tiro con palla che termina ampiamente sul fondo. Vettore ci ha abituato spesso a colpi a sorpresa come questo, questa volta non ha centrato la porta. Attenzione a Campagnaro, buono l'intervento di Crepaldi, Carraro, Rodriguez attaccato da Bau, non perdere palla lì, bravo Rodriguez, c'è Vettore tutto solo e poi l'appoggio invece per Crepaldi che cercava di servire Vettore. Teniamo duro ancora Carraro, quindi Rodriguez, ancora Vettore, tenta un pallonetto su Bau che non riesce, poi ancora Rodriguez all'indietro per Ballarin, c'è un fallo commesso da Rosato. Rientra intanto Veronese al posto di Crepaldi che va a respirare un po' in panchina. Stefano, che ne dici? Ultimi 5 minuti di fuoco, certo ripensandoci quanto poteva pesare quel tiro libero che ha fallito Rodriguez. E intanto il tiro di Carraro, ma ancora una volta ci mette una pezza il portiere Simioni, Luca Simioni, portiere del Rossano, che mantiene in piedi la sua squadra con questo intervento mettendo in calcio d'angolo. Eh sì, quel tiro libero di Rodriguez poteva essere il quarto gol, ma soprattutto se non avessimo così, se non ci fossimo fatti sorprendere in avvio di ripresa da quei 2 gol del Rossano, forse avremmo vissuto un finale di partita un po' più tranquillo. Intanto c'è un time out un po' più tranquillo che forse avrebbe permesso un po' a tutti di respirare con più tranquillità. Sì, assolutamente sì. Adesso il primo time out tra l'altro di questo secondo tempo, quando mancano alla fine 2 minuti e mezzo al 30° minuto, poi vedremo quanto recupero ci sarà. Il Padova deve stringere i denti, se l'è vista brutta, perché subire il 3-2 dopo 9 minuti del secondo tempo, quando avevi dominato il primo tempo, poteva essere ammazzata per il Padova. Se Rossano avesse trovato anche il terzo gol e ci è andato vicino un paio di circostanze, a quel punto il Padova rischiava anche di crollare psicologicamente. In questo sport non si può mai dire che sia finita una partita, nemmeno sul 3-0, assolutamente. Quindi adesso ci saranno un finale palpitante. Il Padova però è crollato fisicamente, come diciamo quasi ci aspettavamo, però perché non poteva mantenere i ritmi del primo tempo, che erano stati altissimi, in cui si è visto un Padova migliore della stagione. È stato bravo poi a riordinare un attimo le idee dopo aver rischiato di subire il pareggio, non ha corso grossissimi pericoli nella seconda parte della ripresa, però non è riuscito a trovare il quarto gol che aveva permesso di vivere senza questo patema d'animo il finale di partita. Certo, comunque per gli spettatori neutrali sicuramente sarà un gran finale da vivere in questo momento.
E allora pronti a viverlo questo finale, perché la partita è ancora in bilico. Padova in vantaggio per 3-2 grazie alle reti realizzate da Crepaldi, Giorgi e Crepaldi nel primo tempo, ma poi nella ripresa si è visto il Rossano con gol di Minchio e Fraccaro. Padova che deve tenere duro in questi ultimi 2 minuti. Vediamo che molto spesso gli arbitri consultano i loro cronometri, forse anche per decidere quanto recupero dare al termine di questa seconda mezz'ora. Carraro si appresta alla rimessa, il tocco è per Vettore che controlla, poi c'è una protesta da parte della panchina vicentina, forse si reclamava per un tocco di mano di Vettore. Intanto Rodriguez, Carraro guai a perdere palla qui, attenzione, Ballarin sparacchia lontano dove c'è Vettore, però Vettore che controlla bene, rovescia al centro, Giorgi ancora, poi c'è un fallo su di lui e interviene l'arbitro Bariviera a decretare il calcio di punizione per il Padova. Conto dei falli: 4 Padova, 3 United del Rossano. Siamo lontani ancora dalla possibilità del tiro libero, che forse sarebbe piuttosto utile in questo momento. Carraro sul pallone, vediamo se tirerà direttamente in porta o si deciderà per uno schema. Intanto Inter si deve asciugare il parquet, ma intanto Rodriguez ha dato nuove disposizioni, evidentemente si proverà a mettere in pratica qualche schema provato in allenamento. Giorgi che va a disturbare in zona barriera, Vettore che si mantiene largo, infatti Rodriguez per gol! È veramente grande esultanza sugli spalti, ma questo gol ci voleva proprio. Giorgi dopo lo schema, il tocco di Rodriguez, il passaggio al centro di Carraro e Giorgi che da pochi passi ha messo dentro, e adesso possiamo dirla che è vinta la partita? No, non possiamo dirlo, perché c'è ancora il recupero, c'è il portiere di movimento. 4-2, non diciamolo, è stato un gol fondamentale, ma non è vinta. Certo, tanta scaramanzia chiaramente, ma adesso prova il tutto per tutto il Rossano con il portiere di movimento. Tieppo, attenzione adesso, ancora Tieppo che serve Fraccaro, momenti palpitanti, e poi il pallone che termina sul fondo. C'è la deviazione forse di Ballarin, infatti gli arbitri dicono che si riprenderà con calcio d'angolo, ma siamo sul 4-2, ormai siamo allo scadere, dobbiamo tenere duro. Sta provando tutto, vedete il Rossano con Tieppo che indossa la maglia proprio del portiere di movimento, Fraccaro all'indietro, quindi De Poli, ancora Tieppo, azione un po' rallentata, Fraccaro, poi ripartire il palo, la porta è vuota, prova Vettore che però viene fermato il suo tentativo di tiro da lunga distanza. Bravo Crepaldi, e guadagna anche una punizione. Bravissimo qui Crepaldi, che dopo aver conquistato la sfera si è fatto mettere giù dall'avversario, appoggiandosi anche un po'. Momento quindi di astuzia da parte del numero 9 biancoscudato. Ballarin addirittura si permette un dribbling, poi Carraro, adesso Crepaldi, Carraro ancora, Rodriguez, buono il servizio, esce Tieppo e poi tutti in avanti i giocatori del Rossano. Siamo veramente allo scadere, ancora Tieppo, quindi Carraro, quindi Bau, pallone che esce, la rimessa è del Padova. Rodriguez che si rivolge al pubblico, Vettore, bravissimo Vettore, c'è un fallo ed è addirittura il quinto fallo da parte del Rossano, e quindi dal prossimo fallo commesso si avrà diritto a un tiro libero. Intanto Rodriguez per Crepaldi, bravo Crepaldi, il servizio era per Vettore che forse non ci credeva a questo punto. Vettore doveva buttarsi dentro su questa palla. Ancora in avanti il Rossano, bravo Carraro, quando è il momento si sparacchia via, ci vuole anche questo per vincere le partite. E intanto ancora De Poli per Tieppo,
il servizio, poi la deviazione di Rodriguez, anche oggi tra i migliori in campo l'allenatore e giocatore del Padova. Intanto ancora Tiepo, guardano l'orologio gli arbitri. Bau 4-2 per il Padova, Tiepo 4-3, ai 4-3, ma finisce qui e il Padova vince, grande entusiasmo per questa vittoria del Padova quindi che vince e va a 7 punti in classifica e raggiunge proprio gli avversari di questa sera, lo United Rossano, e quindi veramente una grande partita, una grande prestazione dei biancoscudati. Stefano, che dici? Fossero tutte così, Padova sarebbe primo in classifica. Sarebbe primo in classifica, ancora una volta però ci siamo divertiti e questa è la coda fondamentale. Non credevamo di soffrire così tanto, soprattutto dopo il primo tempo, dopo come era andato il primo tempo, però questa prestazione del Padova veramente fa ben sperare per il proseguo. Per almeno mezz'ora si è visto il Padova più bello della stagione. Complimenti quindi a Rodriguez e a tutti i suoi ragazzi. Complimenti quindi ai biancoscudati che vincono questo super match contro gli United Rossano per 4-3.